Belli, aggressivi, i Litfiba con la loro spirito libero, però il titolo è soltanto spirito, senza il libero. All'interno di Alla Catalla di oggi, martedì, stiamo parlando di una possibilità che vi viene data trovando una ipotetica lampada di Aladino e la possibilità dunque di esprimere 3 desideri. Uno per voi, uno per una persona a voi cara e uno invece per il vostro nemico peggiore. Pronto? Senti, sei tu il mio amico peggiore in questo periodo. Non ce n'è sciacqualattughe. Io senti, c'ho la rucola. Ho seminato la rucola a casa, non ce le ho le lattughe. Stanotte menzionai il mio magico Catania. Scusi, buongiorno intanto. Sogno Agatino Catania, nato a Catania nel 1946. Manca a dirlo, invece. In via Sebastiano Catania, tifosissimo del Catania. Mia figlia si chiama Alessia Catania e gli amici Ale Catania. Ale Catania. Vai Nino anche tu. Squadra Rome Cori. Stanotte mi sonai il magico Catania. Stanotte mi sonai il magico Catania. Signore e signori, lo stadio pieno. Marcia su Roma. Ma chi era a giocare con Lazio? Qua, certo. Qua con questa maglietta celeste scolorosa. Certo. Scoloroso. Poi vuol dire ancora pesce bello colore che saccio, bella arancione, qua celeste c'è sta. Vuol dire che c'è Copeano, o Iango. Già colore io scoloroso e ci metto Iango. Scusi signor Catania, posso chiamarti Tino? Agatino Catania, nato a Catania in via Sebastiano Catania nel 1946. Manca a dirlo. Tifosissimo del Catania, mia figlia si chiama Alessia Catania. Ale Catania. E gli amici Ale Catania. Dome Cori. Mi sonnai che ero a Roma. La marcia su Roma. L'abbiamo già detta questa, signor. Ero io. C'era Melo Rosso. Pippo Rosso e Melo Azzurro, scusa. Pippo Rosso e Melo Azzurro. Ho capito. Poi c'era Melo Olivo e tutta una giardiniera di amici so. Complimenti. Poi c'era Enzo Leoso. Pippo Iasimazzi e io di persone in gamba. Agatino Catania. Nato a Catania, eccetera. Bravo, ecco. Guidavo l'elefante. Davvero? In groppa di un elefante enorme, tutto tinciuto di rosso e azzurro. Incredibile. Avanzavamo verso lo stadio come un'orda di vandali barbari alla conquista della città eterna. Certo. Immagino. Arrivato allo stadio. Arrivato. Certo. Arrivato l'elefante, certo. no? Arrivato l'elefante allo stadio. Soggetto sottinteso, ci mancherebbe. Vuol dire si aprono i cancelli, entriamo negli spalti e conquistiamo tutta l'alatezza di tutto il Camposano, vuol dire che di tutta la tribuna dello Stadio Olimpico di Roma. Devo essere sincero, quando ho detto Camposano ho temuto un attimo, ho detto che stai dicendo? Di lì a poco nel campo vuol dire sono 11 gladiatori e 11 qua vestiti celeste. Sono i colori sociali della Lazio. Celeste scolorato come simbolo. Sono i colori sociali una specie vuol dire di aquila. Certo. Pennacchiata. È il simbolo della Lazio. A confronto dalle altre vuol dire pareva il nulla. Certo. Una guaglia, l'hai presente una guaglia? Sciacqualattucchi. Senta, ascolti, sciacqualattughe no. Ho presente una guaglia. La quaglia ce l'ho presente, ma sciacqualattughe no, mi scusi. Parte la partita. Perché si chiama partita? Perché parte. Parte la partita. E allora, perché nella fascia si invola Mariano Hitzcock, tipo un pugnale nel fianco laziale. Uso una lama. Giunge alla fine del campo, quando vede che il campo finito si ferma. Modello Shingo Tamai. Io vuol dire non mi fa un grosso cazzasi a proposito di Shingo Tamai, il giapponese volante. Veramente? Terremoto moremoto. Mamma mia. Che si lancia curtatigna nell'area. Mamma mia. Coppo di testa scintillante. Già lo vedo.
Su portiere da Lazio! Come si chiama portiere da Lazio? Casiraghi. Ma quando mai sciacqualatoghi? Senta. Il portiere da Lazio si chiama come Pescotta, Cioè? Muslera. Ma che nome è? Il nome di Pescotta? Ma veramente. Fafer Muslera, li trovi nell'autogrill. Guardi, lo dico anch'io che di calcio ne capisco veramente un gioco a poco. testa di terremoto, morimoto, vuol dire, ma in mano se ci rompena a tipo Wafer. Al tipo Wafer, esatto. tipo Wafer Muslera. Sbriciolato nel nulla. 1-0 e pallo al centro. 1-0 e pallo al centro. Oh, sciacqualatoghi. Senta, 1-0 e pallo al centro. Ale Catania, ma sciacqualattughe no però. Na squadra dome corice. Sciacqualattughe no però. Finite scusi, le ostilità della prima parte del gioco, denominata regolarmente primo tempo. Primo tempo, certo. Durante l'intervallo, recupero immediato di Enzo. Sì, scusi. Enzo tirine uno. Ma chi è? Canendo uno che aveva brutto vizio. Che cosa? Recupero immediato a Roma. Ma perché, poverino? Che aveva fatto? Entrano le squadre nel secondo tempo. Ma io penso a quel La poveretto di compagine quell'altro, rosso-azzurra con colori scintillanti. beh, certo, rosso e è azzurro. azzurro, certo. Un rosso come fuoco da montagna, certo, l'azzurro come cielo e come mare. Ale Catania. Sì, ma non mi dica sciacqualattughe però. Dove cori? Sciacqualattughe no però, A un certo punto un giocatore di nome Zarate cerca di involarsi sulla fascia del Catania. Sì, che incontra a cavallo pazzo Silvestre, detto anche Gatto Silvestre. Perché l'attaccante vuol dire scegliere tipo io togliato Bossucci. Certo. L'attaccante vicino a Silvestre fa morte Dossucci, manca a dirlo. Certo. Intercetta il pallone e lancia subito vuol dire su Mascarigno, il quale senza colpo ferire lancia una palla nell'aria tipo oggetto volante non identificato. Esatto. Gioco colpo segreto di Morimoto Terremoto. Mamma mia. Per distrarre il portiere di coppa e coppo esce una parrucca tipo Megalomenne. Un portiere ci ha chiappato un coppo di rasata isterica. Due meschino di Musolera vuol dire piegato in due di rasata come visto a Morimoto con la parrucca. Sfido io, insomma. Signori miei, la palla vuol dire c'è sì pulita e quindi gol di Mascara da 150 metri. Ale Catania. Non mi chiami sciacqualattughe però se è possibile, Da dove cori, capito? Sciacqualattughe. No, allora ci siamo una canzone un po' Catania. Non ci siamo capiti. Salutando. Bene, io la saluto Catania, da via Sebastiano Catania, tifoso del Catania, ha una figlia. Una cane De Piero. Sì, l'abbiamo già conosciuto ieri. Stamattina non si sta andando buono. Che è successo, poverino? Perché io lui è tifoso da una squadra avversaria. Quale? Ultimamente diciamo che cosa non ci stanno iendo granché. Perché può mettere una canzone un po' Megane De Piero. Vabbè, metto questa canzone. È di DDG, è di quest'estate, capito? Così pensa all'estate. La riconosce? Io conosco una canzone sola. Sì, quale? Ascolti, adesso quando torniamo in diretta però non mi chiami sciacqualattughe? Buongiorno. No, vabbè, non mi piace. Io ho la rucola a casa comunque, non le lattughe. La saluto! Oh, domanda a salutare, mi ha papaiato. Come si chiama? Beckenbauer, manca a dirlo. A risentirci, buona giornata e come al solito, Forza Catania! Alla Catalla.